Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. In Friuli Venezia Giulia, su 1596 tamponi molecolari, sono stati rilevati 120 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,52%. Sono inoltre 397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 33 casi, pari all'8,31%. I decessi registrati 21, restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 63, mentre in quelli in altri reparti sono 680. I decessi complessivamente ammontano a 2.113, i totalmente guariti 44.784, i clinicamente guariti 1.337, diminuiscono le persone in isolamento 11.942. Da inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 60.919 persone, con la seguente suddivisione territoriale: 12.490 a Trieste, 26.759 a Udine, 13.427 a Pordenone, 7.478 a Gorizia e 765 da fuori regione. Dopo il ritrovamento a dicembre di strutture murarie di epoca romana repubblicana del I secolo a.C. e del I secolo d.C., i resti archeologici di una struttura abitativa che agli esperti appare verosimilmente una capanna databile all'età del bronzo recente tra il 1300 e il 1200 a.C., sono emersi nel corso dei lavori di restauro conservativo dello storico Palazzo d'Orta a Udine. Lo rende noto il comune. Nell'area è in corso la costruzione di unità abitative di pregio. La scorsa settimana, riferisce nella nota il Comune, durante i lavori per l'apprestamento del garage interrato sono emersi nuovi resti relativi al già noto villaggio fortificato protostorico di secondo e primo millennio a.C. E nell'area del garage è emerso anche un pozzo in muratura riferibile al periodo rinascimentale di circa 1,5 metri di diametro. Le opere di scavo si stanno svolgendo sotto la sorveglianza archeologica di una ditta specializzata e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo Giorgia Musina per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ripartire i poeti di 20 anni, terza edizione del premio Pordenone Legge Poesia. Si tratta di un contest che rinnova l'attenzione consolidata della Festa del Libro con gli autori per la poesia e l'impegno per coinvolgere, possibilmente ogni giorno per tutto l'anno e non solo in occasioni sporadiche, chi scrive e legge poesie in iniziative di rilievo. L'edizione 2021 è rivolta agli autori nati fra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 2000 che abbiano pubblicato un libro di poesia nel corso dell'anno. La proclamazione e premiazione dei vincitori è prevista nel settembre 2021 durante la 22esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 15 al 19 settembre. La giuria 2021 è composta dai poeti Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli. Europa quale futuro? È il titolo di una riflessione a più voci in 5 incontri che andrà in onda per 2 settimane su Radio Onde Furlane e in streaming al sito www.radioondefurlane.eu, organizzata dall'Università di Udine e di Trieste con la cooperativa Informazione Friulana e il sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Cittadinanza europea, diritti fondamentali, politiche sociali, economia, ambiente, relazioni interne e con il resto del mondo,
Migrazioni, partecipazione democratica, autogoverno territoriale. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del progetto realizzato dai centri di documentazione europea Guido Commessati dell'Ateneo Friulano e da quello dell'Ateneo Giuliano. L'obiettivo è quello di contribuire alla diffusione tra i cittadini, specie tra i più giovani, della cultura democratica e dei valori fondamentali dell'Unione Europea per promuovere coscienza, partecipazione e cittadinanza attiva. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.